Praticamente c'era una ragazza che era disposta Sì, a un attimo conoscere... che gira, ti Sì, spiego sì. un attimo, c'è un bisogno. Ok. Signori, buonasera di nuovo. Allora Vito, E allora? questa ragazza praticamente è intenzionata a conoscere Antonino Sì, Tucatuca, Antonino giusto? Tocatuca ha Quindi visto diciamo, il suo balletto ed è è rimasta piaciuto? colpita notevolmente, piacevolmente di questo ragazzo. Però, ti ripeto, c'è un piccolo problema. Qual è questo problema, Vito? Per ovvi, lei mi ha spiegato, ci sono dei piccoli problemi suoi, Sì, non vuole apparire in televisione integralmente. sì. Però, tra virgolette, piacerebbe conoscere Antonino, quindi vorrebbe, tra virgolette, Cioè, lei si vuole fare intervistare? Sì, si vuole fare, però non Perfetto. vuole essere riconosciuta in televisione. Vabbè, non c'è problema, noi eventualmente Quindi, possiamo fare una cosa, la possiamo intervistare di spalle. sì, lei questo Così è la sua disposto. faccia non si Questo vede. lei è disposto, io infatti l'avevo La eventualmente. cosa importante praticamente è che lei è questo. disposta a parlare con me e a farsi Sì, lei ti vuole intervistare. conoscere, vuole essere intervistata, ma di spalle, e infatti è in attesa di Roberta, però Roberta? solo Roberta. Piacere, Lui Alberto. Alberto. Come spiegavo ad Alberto, tu eri interessata ad Antonino Tucatua perché l'hai visto ballare solo per conoscere a livello amicizia. Adesso ti lascio con Alberto, ti farà qualche domanda, resterete in questa posizione per l'accordo che abbiamo preso noi, così nessuno avrà problemi. Se avete qualche problema, Vabbè, ti ringrazio. a Vito. dopo. Ok. Ciao, ciao Roberto. Allora, Roberta, giusto? Sì, Quanti anni c'hai? 41. 41 anni, sei di Trapani? Sì, Nativa a Trapani, sì, sono proprio originaria trapanese. siciliana. Perfetto. Ascoltami Roberta, sentimentalmente, tu sei stata sposata, divorziata, non so, No, io sono signorina ancora. ho capito, sei completamente single, Sì, mai stata sposata né divorziata, no, no, no. però sei stata fidanzata. Sì, Quanto tempo fa? un paio di anni fa, Un paio di anni fa. E quando sei rimasta fidanzata? 3 anni. 3 anni. Che cosa? Esatto. Cioè hai avuto un fidanzamento praticamente durato 3 anni e poi è finito. E poi è finito male. Esatto. E quanto tempo è che tu praticamente sei senza fidanzato? Mm, aspetta, 2 anni forse. 2 anni. 2 anni, neanche. Ok. Vabbè Roberta, tu vivi da sola? Sì, In un appartamento tuo, sì? sì, sì. Lavori? No, ancora no. Ascoltami, come tu hai visto Antonina in TV, giusto? Sì, Ti è piaciuto il modo con cui ha ballato, non lo so, Sì. il modo con cui si presentava? quando ballava mi piaceva. Cioè ti piaceva come si esprimeva? Sì, sì. Ho capito. E come mai non hai fatto in tempo a prendere il numero? Non ho avuto È volato via il numero? Il numero. Eppure noi lo mettiamo il numero. Purtroppo non ci sono riuscita. E tu praticamente sei venuta qui da Vito Davide è che questo se conosce per cercare appunto di... Antonino, se aveva il numero Esatto. per intracciarlo. Ebbene, io sono qui appunto per accontentarti. Grazie. Dimmi Roberta, che cos'è che ti è piaciuto proprio di Antonino? La cosa che ti ha, come dire, affascinato e indotto a chiamarci? Per la sua simpatia, come balla. Come, come balla? Sì, sì, E poi i baffi ti sono piaciuti? non tanto. Non sei matta per i baffi tu magari. No, Però ti è piaciuto il suo modo di ballare, sì, sì, il suo modo simpatico di esporsi. infatti, Va bene, dimmi Roberta, ti piace la musica, sì? sì. Ti piace ballare? Non tanto. Ballare non tanto. No. Però la musica sì. Sì. Che musica ascolti? Di solita classica oppure rock. Ah, ti piace la musica rock pure? Ah, bene. Vabbè, mentre, diciamo, come passi il tempo nella giornata? Essendo che non lavori, giusto? Fai la casalinga, sì? Sì, per ora sì. E tutto il giorno praticamente che fai? Come passi il tempo? Un poco al bar, un poco a fare le cose domestiche, così, uscendo una passeggiata. Di solito questo, qua non c'è niente. Certo. So, purtroppo non è una città che non dà niente Trapani. per questi ragazzi. Se sapessi i paesi limitrofi. Lo so, Per cui- Ok Roberta. Ah,
Ma sto vedendo Vito che si è avvicinato, ci ha fatto una sorpresina. Oh, che bella sorpresa! Ecco qua. E questo cos'è, Vito? Un drink così nel parlare. Grazie. Come state meglio, vi conoscete meglio. Le so tutte, le so. Bello. Sì, Tu bevi? Non so, vino, whisky, ogni tanto birra, birra. Ti piace la birra? ogni tanto, ma non sempre, d'estate, Solo d'estate. sì. D'inverno no. Non Alcolici di qualsiasi tipo ne bevi? No. No. Solamente Coca-Cola, acqua minerale. Perfetto. È acqua gassata, Acqua gassata, ti piace? D'altronde l'acqua gassata fa digerire, giusto? fa male. Fa male? Eh sì. Comunque hai un bel nome, Roberta. Sì. Complimenti. Bene Roberta, adesso io faccio una cosa, mi alzo, vado a prendere ad Antonino, te lo porto qua e te lo presento e vediamo se può spuntare qualcosa fra te e lui.